Buonasera, buonasera amici sportivi, ben ritrovati con l'ultimo appuntamento di tempi supplementari. Siamo giunti davvero in chiusura di un'annata straordinaria, iniziata subito dopo le festività natalizie, che insomma ci ha portato fin qui, divertendoci, cercando di portare quante più notizie possibili nelle vostre case, ma soprattutto portare un'ora e mezza di passione legata a quello che è il movimento calcistico in Calabria. Però con l'appuntamento di tempi supplementari non termina l'impegno personale e quello del mio compagno di viaggio, che passo subito a salutare. Ciao Attilio. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben trovati. Dicevo, ovviamente con Attilio parte anche un altro progetto, sempre sul Teleeuropa Network. Già dalla prossima settimana Attilio sarà impegnato il martedì e il mercoledì e poi il giovedì in mia presenza con Calciomercato, che entrerà prepotentemente nel vivo, e noi saremo lì a raccontarvelo grazie anche all'impegno importante appunto di Attilio. E ovviamente non posso che salutare anche l'altra nostra compagna di viaggio, la splendida Paola Palmieri. Buonasera Paolo, buonasera a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. E presento subito la squadra che ci terrà compagnia questa sera, ritorna a tempi supplementari dopo una stagione importante maturata al Rende, l'allenatore appunto delle giovanili del Rende, mister Raffaele Guardia. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Altra presenza prestigiosa, fa il suo debutto a tempi supplementari, il delegato provinciale del CONI Calabria, Francesca Stancati. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E grazie per averlo accettato. Tanti i temi di questo nuovo appuntamento, dalla rivoluzione in Serie B, avrete sicuramente già saputo del Palermo che rimarrà in Serie B contrariamente a quanto era stato già deciso, meno 20 di penalizzazione, ma anche qui ci sarà un po' del tempo per capire se questa decisione poi sarà quella definitiva. Intanto di fatto riaperto il play-out fra Salernitana e Venezia, è quella che paga Dazio e il Foggia che retrocede comunque in Serie C. Attilio, allora partiamo subito dalla fine, appunto da una decisione cervellotica. Il Palermo ottiene una riduzione di quello che era stato decretato inizialmente, quindi non più Serie C, ha salvaguardato la categoria, con un meno 20 riesce a mantenere appunto la cadetteria. Però su quale basi intanto si fondano queste scelte, Attilio? Ma sinceramente su quale basi non lo so, però il Palermo, come dicevi tu, riesce a salvaguardare un patrimonio indispensabile e fondamentale per non far morire il calcio in una piazza grandissima del Sud Italia e dell'intero panorama calcistico nazionale, ma spero venga messa la parola fine ad una decisioni cervellotiche una sull'altra, play-out no, play-out sì, play-off no. Tra l'altro in campo oggi c'è chi si sta giocando un sogno, mi riferisco indubbiamente all'Hellas Verona di Alfredo Aglietti contro il Cittadella di Roberto Venturato. Il Palermo salvaguardia la categoria con 20 punti di penalizzazione, retrocede il Foggia. Anche il Foggia non ha assolutamente mai avuto pace nell'ultimo mese di campionato e non solo. Prima si è ritrovato a costituire, ad avere un barlume di speranza per poter salvaguardare la categoria, oggi è ufficialmente retrocesso. Balata voleva i play-out, il consiglio direttivo no. Alla fine poi sinceramente la parola fine non credo venga messa con questa sentenza, ci saranno ricorsi su ricorsi, ma ripeto, decisioni cervellotiche che non fanno senza dubbio bene ad un campionato sempre affascinante, sempre bello e sempre ricco di colpi di scena come quello della Serie B. Certo, però è anche vero che di fatto diventa difficile. Coinvolgo subito Francesca Stancati. Francesca, come si fa però a preparare adesso un play-out Salernitana-Venezia con i calciatori che evidentemente sono già in vacanza sia fisicamente che chiaramente anche mentalmente? Riprendere un discorso di campo, riprendere una concentrazione, un approccio ad una gara direi vitale, quella che poi permette a una delle due di mantenere la categoria. Qual è la tua opinione rispetto a questa situazione? Beh, diciamo che per un allenatore è difficilissimo, per un giocatore altrettanto, probabilmente ancora di più, perché
Tante volte si arriva a fine stagione, e parlo dei giocatori, tenendo duro, no? Provando a portarsi il piccolo infortunio, l'acciacco fino all'ultima partita, per poi avere un periodo di stop e di guarigione, ci si fa curare dai medici, fisioterapisti ed altro. Ecco, invece in questo caso i giocatori dovranno subito ritornare sul campo e dovranno iniziare a intensificare in questo pochissimo tempo che rimane degli allenamenti quando pensavano di essere già in vacanza. Stesso discorso è per l'allenatore, che deve riprendere le fila di tutto quello che è stata la stagione, con la complicanza delle voci di mercato che comunque in questo periodo ci sono e che possono distrarre ovviamente sia in un senso che nell'altro i giocatori. Destabilizzano, ma sicuramente dal tuo punto di vista, no? Da donna delle istituzioni, credi insomma, che davvero si sia toccato il fondo? La cadetteria sta vivendo un momento davvero difficile, c'è bisogno assolutamente di ripianare un po' quelle che sono le cariche, ma anche le idee progettuali di una categoria che da sempre, lo ripetiamo, rischiamo di essere ripetitivi, è sempre stata una riserva di talenti per la massima serie, e che però negli ultimi anni sta davvero scemando sotto il profilo dell'attenzione anche da parte del tifoso. È un serbatoio di talenti sicuramente, perché tanti giocatori che ancora non sono maturi per la Serie A fanno la Serie B, come dire, per farsi le ossa. In realtà in Serie B il livello è migliorato tanto, mi viene da pensare che anche forse da quando la Juventus è scesa in Serie B il livello si sia alzato molto, no? Per adeguarsi un pochino, però questo il fatto che ci sia un po' di incertezza, più di un po' di incertezza su play-off, play-out, chi sale, chi scende, chi rimane, meno 20 punti poi in realtà non dico che siano una condanna, ma poco ci manca. Bisogna mettere un po' di certezza, il senso è quello di riformare un po' anche la giustizia sportiva. C'è stata l'approvazione del codice della giustizia sportiva proprio in queste ore, e ora però bisogna vedere se riusciranno a dare un po' di certezza a tutto quello che è il movimento, salvaguardando chiaramente anche gli interessi delle singole squadre nel voler proporre dei ricorsi. Perché di fatto le leggi ci sono, ma diventa difficile applicarle in Italia. Mister, diceva bene, insomma, la Stancati, c'è un problema ovviamente di organizzazione, ma a tuo giudizio alla fine si giocherà questo play-out o diciamo, vincerà la linea, se così vogliamo dire, la linea di Lotito, quella insomma che poi ha messo un po' come dire, il freno a una situazione pericolosa? Sono queste le voci che circolano alla Salernitana, e invece poi la giustizia al momento certifica che si dovrà giocare questo play-out. Certo, fare dei pronostici anche in questo campo è difficile. Concordo pienamente con quello che ha detto la nostra delegata. Ormai è brutto dirlo, ma non è più il terreno verde a decidere, ma sono i tribunali. Va avanti da anni questa storia, basta vedere in Serie C la Viterbese fino alle ultime giornate ancora doveva recuperare partite, squadre che non sanno se giocare in Lega Pro o in Serie B. Ormai la Lega dovrebbe ristrutturarsi, fare delle regole, perché secondo me non ci sono più i presupposti per avere le 100 squadre professionistiche. Assolutamente. Bisogna ridurre, andare sulla qualità e non sulla quantità. Si va verso un format, addirittura lo scorso anno ci siamo imbattuti, meglio dire, in un format a 19, a 20 che la prossima estate potrebbe tornare addirittura a 22, quindi le battaglie, i tribunali poi servono sostanzialmente a molto poco se si ritorna all'origine. Molto spesso anche diversi addetti ai lavori di un certo peso auspicano una riduzione da parte delle squadre in Serie A e in Serie B, ma se avevi la possibilità di ridurre e non hai colto al balzo questa occasione, ritorni a 22, mi viene da dire quanto è stato inutile dover poi a questo punto ribattere e andare in diversi tribunali, ripeto, non facendo del male solamente agli addetti ai lavori che pregiudicano i loro contratti, ma soprattutto ai tifosi. Ma viene meno sicuramente la credibilità, perché come diceva Attilio,
è un tormentone quello del format, del numero dei partecipanti al format, segno che non c'è unione di intenti e comunque le idee non combaciano rispetto a chi governa questo campionato. Però dall'altra parte c'è un calcio giocato che va commentato, ovviamente dopo entreremo nel dettaglio dei movimenti delle calabresi, parleremo tanto di Cosenza e Crotone in B, poi calcio giocato in Serie C con i playoff che stanno divertendo e non poco in questa fase, però dicevamo calcio giocato in Serie B con un Cittadella Attilio che sorprende, va a dettare legge al Santa Colomba, a Benevento. Non ci si aspettava una reazione così veemente, soprattutto nella ripresa da parte dei veneti, e in realtà il Cittadella rischia davvero quest'anno di centrare l'obiettivo che per più volte gli è sfuggito per un niente. No, ha preparato la strada negli scorsi anni, ma è forse il culmine di un progetto straordinario, vissuto non sulla pelle direttamente dei calciatori, ma che va oltre la costruzione della rosa, che va oltre gli allenatori. Il merito è senza dubbio di una società forte, che sa quel che vuole e che ha un'unità di intenti rispetto a tanti altri. A Cittadella sanno come far calcio, certo le pressioni non sono le stesse di Palermo, non sono le stesse di Foggia, ma sicuramente sanno lavorare con un allenatore da sempre sottovalutato come Roberto Venturato, che riesce non solo a trarre il meglio dei calciatori a disposizione e lanciarne molti in orbita nazionale, ma soprattutto ad interpretare bene sia in casa che in trasferta le partite. Sinceramente è una sorpresa per dove è arrivato, ma non è una sorpresa per come ci è arrivato. Dall'altra parte, anche dai microfoni di tempi supplementari, dal mio punto di vista l'Hellas Verona chiaramente ha qualcosa in più sotto l'aspetto della qualità della rosa rispetto al Cittadella, ma era fondamentale arrivarci a questi playoff. Di riffo di Raff in qualche modo l'Hellas Verona, anche e soprattutto con un pizzico di fortuna, ci è arrivata. Adesso ha la grande occasione di non poter sprecare questa importante chance, perché l'Hellas Verona in Serie B c'entra veramente poco. Abbiamo sempre contestato anche ai diversi allenatori che si sono susseguiti alla guida dell'Hellas Verona la capacità di non trarre il meglio da un attacco secondo me incredibile di Carmine e Pazzini insieme. Devono sempre per forza coesistere, forse il mister mi smentirà se sbaglio, ma qualcosa in più senza dubbio dal punto di vista della qualità. Ma il Cittadella sorprende, ripeto, per dove è arrivato, ma non sorprende per come ci è arrivato, perché il lavoro che ogni anno compie in sede di mercato, in sede di preparazione della stagione, è un lavoro importantissimo. Assolutamente. Francesca, sorprende però il Benevento in negativo, investimenti del presidente Vigorito che per anni insomma sono stati vani in Serie C, poi la grande svolta, la promozione in Serie A. Quest'anno insomma sembravano esserci i presupposti quantomeno per giocarsi la finale, invece la sorpresa Cittadella, segno che poi il campo fortunatamente ancora conta. Beh, se non contasse il campo più saremmo rovinati. Sì, il Benevento ha fatto investimenti, ha una rosa importante, però tante volte non basta, servono le motivazioni, serve l'unione di squadra, serve la programmazione e servono i giocatori giusti al momento giusto. L'abbiamo visto anche con il nostro Cosenza 2 anni fa, quando siamo saliti in Serie B. In quell'occasione forse nessuno ci dava credito, no? Non potevamo mai pensare di fare questa scalata e poi arrivare nella serie cadetta, e invece è stato così, e così potrebbe essere anche per il Cittadella, che effettivamente quando si becca l'anno giusto tutto poi va bene. Per il gioco dei grandi numeri, mister Guardia, per un Chievo che va via in Serie A, piccola realtà, potrebbe esserci il cambio insomma in Veneto, rimane sempre lì geograficamente parlando, però il Cittadella dimostra di essersi meritato sul campo i gradoni di formazione in grado di poter sedere al tavolo delle grandi? Sì, sicuramente. Io penso che il Cittadella negli ultimi 5 anni è stata la squadra più continua nei risultati, perché come si dice spesso, ed è la prima regola, senza programmazione non vai da nessuna parte. Può arrivare una salvezza, una vittoria, ma dura una stagione, poi diventa una meteora. Se tu invece riesci a programmare
si arriva non in un anno, in 2 anni, 3 anni, però arrivi senza grosso sforzo economico, sempre mettendo in luce giovani, giocatori. Questo è fondamentale per la crisi che c'è in questo momento nel calcio, è inutile che ci nascondiamo. Partita secca dal punto di vista tattico, mister. Il Verona è una squadra un po' più compassata, una squadra più esperta, ha sicuramente un pubblico straordinario alle spalle, però questo non conta evidentemente in una finale, conta come ci arrivi dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, e sicuramente in questo momento, a tuo giudizio, può essere il Cittadella la favorita? Secondo me lo è, attualmente lo è, perché il Verona viene da una stagione travagliata, perché era partito per vincere il campionato, e spesso non è così, partire per vincere si deve vincere per forza. Il Cittadella invece ha un gioco più spensierato e si affronta la partita, diciamo, nella migliore posizione mentale possibile, perché è tranquilla come squadra, è tutto di guadagnato per quello che arriverà. Il Verona, diciamo, è con l'acqua alla gola, deve vincere ad ogni costo. Poi in questo tipo di finale è sempre il DNA, la cultura che c'è dietro la squadra che conta. Il Verona è sempre una squadra blasonata, il Cittadella non potrà mai avere il curriculum del Verona, però la spensieratezza alcune volte fa la differenza. Chiudiamo con una battuta, insomma, comunque vada, Zaia sarà contento, diciamo, è una Veneta ad andare in sì, Serie A. Sì. Ahimè per noi del Sud, Attilio, che insomma avremmo evidentemente voluto una formazione che ci rappresentasse, non solo per una questione geografica, ma anche per l'apporto e il supporto che riesce a dare una piazza calda del Sud, ci rappresenta il Lecce, insomma, però noi siamo certi che il prossimo anno, ed entriamo nel capitolo Cosenza, ci possa essere la formazione rossoblù a lottare per qualcosa di davvero importante. Per fare questo però, caro Attilio, ci vorrà una stagione importante, ma ci vorrà soprattutto la forza delle idee, ci vorranno le scelte giuste. Partiamo intanto con la grafica, chiedendo l'aiuto a Enzo Leonetti in regia. Costo zero di lusso, purtroppo il Cosenza perde Dermacu che va via a parametro zero, la storia si ripete, il Cosenza perde un altro colosso a zero. Attilio, era nell'aria evidentemente, no? Ma cosa a tuo avviso, insomma, ha determinato la scelta della società di lasciare andare via Dermacu e non rinnovargli il contratto? È più forte il peso del calciatore, che evidentemente ha magari alle spalle la squadra pronta in Serie A, come in realtà lo è stato, o magari si poteva fare di più cercando uno sforzo economico? No, lo sforzo economico credo nei limiti sia stato anche fatto, il tempismo non è stato eccellente, questo mi sembra fuori discussione, ma ha prevalso la volontà del calciatore poi di cercare di fare il salto di qualità. Oggi molto più Parma rispetto alla soluzione Torino per Dermacu, anche perché non si è ancora insediato ufficialmente il nuovo direttore sportivo che verrà promosso al posto di Gianluca Petrachi. Mi riferisco a Bava, che verrà affiancato da un'altra figura gradita allo stesso ex, a questo punto virtualmente responsabile del settore giovanile Granata. Ripeto, ha prevalso molto di più il desiderio del calciatore di voler spiccare il volo. Oggi molto più Parma rispetto ad altre soluzioni, con il direttore sportivo Daniele Faggiano che lo ha seguito nel corso di questa stagione, lo ha apprezzato, anche ha valutato la possibilità eventualmente di posizionarlo come pedina di scambio, ma oggi il Parma ha come idea quello di inserirlo in rosa e consegnarlo a Roberto D'Aversa nel pacchetto di difensori per la prossima stagione. Francesca, se Dermacu va via a parametro zero, c'è un altro talento che ovviamente non era di proprietà del Cosenza, ma che a Cosenza ha determinato evidentemente i risultati positivi di questo biennio. Ovviamente ci riferiamo a Gennaro Tutino, che ha voluto attraverso i social salutare la città di Cosenza davvero con un encomio straordinario, un segno di riconoscimento anche nei confronti della città che lo ha adottato e lo ha sostenuto in questi 2 anni. È pronto Gennaro Tutino per il grande salto? Ecco, questa è una bella domanda. Lui sicuramente ha tutte le carte in regola. È un bel giocatore, è un giocatore che si mette al servizio della squadra. Ora non so se
possa essere già pronto a disputare le prime partite in Serie A. In Serie A i ritmi sono diversi, il livello è diverso, i difensori sono diversi, per cui anche se lui, poi ieri vedendo la finale di Europa League, l'ho un po' associato ad Hazard, no? Anche strutturalmente, fisicamente, però probabilmente deve fare un salto di qualità in più, perché le basi le ha tutte, tecnicamente, individualmente. Ancora qualcosa manca, ha uno step ancora da... qualcosa lo potrebbe manca, però però magari guadagnare con un prestito da parte del Napoli o comunque con una cessione, come sembra possa accadere, con una meglio piccola che gli dia questa possibilità. Ecco, infatti questo è il discorso fondamentale, sì, giocando in Serie A ma in una squadra medio-piccola dove si gioca da squadra, appunto, e non occorre solo l'individualità di uno come lui, può secondo me far molto bene. Certo, l'arrivederci, speriamo, è stato abbastanza commovente e questo è importante per la città di Cosenza, perché vuol dire che Cosenza è una piazza che piace molto, che attira molto, che deve attirare dei giocatori importanti, perché qua può essere una rampa di lancio per la Serie A, speriamo con il Cosenza stesso però. Assolutamente. Attilio, si poteva fare anche qui qualcosa per cercare di trattenerlo, ma evidentemente l'ambizione, la voglia e soprattutto anche la necessità del Napoli, che ha visto insomma la possibilità di fare cassa con Gennaro Tutino, evidentemente erano un grande ostacolo nelle possibilità residue di provare a tentare di trattenere Tutino a Cosenza. No, assolutamente, ma lanciamo un assist a chi ci segue da casa, sarà una delle rubriche all'interno di Qui Calciomercato, vorrei ma non posso. Il Cosenza chiaramente avrebbe voluto nuovamente riprovare a trattenere Gennaro Tutino, ma non ci sono le condizioni, così anche come lo stesso Bari ha sognato per un attimo di avere Gennaro Tutino con sé nel prossimo campionato di Serie C, ma la volontà del calciatore e la volontà del Napoli, qualora decidesse di privarsene definitivamente, perché il Napoli non ha ancora deciso il destino né di Gennaro Tutino né dall'altra parte quello di Luca Palmiero. Presumibilmente entrambi partiranno in ritiro, verranno testati da Ancelotti per poi essere piazzati. Il Parma, per stessa missione del direttore sportivo Daniele Faggiano pubblicamente, piace molto Gennaro Tutino, così come piace molto al Genoa e piace molto all'Udinese, ma oggi non c'è una società che sia più vicina, sia in vantaggio rispetto alla concorrenza per Gennaro Tutino, ma è certamente un calciatore che il Cosenza avrebbe riavuto con sé volentieri, ma non ci sono le condizioni oggi proprio perché il calciatore è proiettato verso un futuro in Serie A. Una cosa però la devo dire, Attilio, e ovviamente mi riferisco un po' anche alla piazza, no? Spesso, Francesca, sento dire sì, ma c'è un po' di immobilismo, ma Cosenza non si sta muovendo sul mercato, va via quello, va via quell'altro, ma evidentemente però la storia deve anche insegnarci qualcosa, no? Recentemente, proprio nel mercato di gennaio, è avvenuta la stessa situazione, dove si chiedeva al Cosenza di intervenire sul mercato, loro hanno fatto le cose fatte per bene, con i tempi giusti, hanno portato gli uomini giusti, quindi da questo punto di vista c'è una relativa tranquillità nell'operato del duo Trinchera-Guarascio. Sì, ci sono delle società che sono più chiacchierone e allora tendono a fare degli annunci in maniera anche provocatoria o per sondare delle volontà. Invece il Cosenza, secondo me, è una di quelle società che lavora bene perché lavora in maniera sotterranea, ha degli obiettivi, ovvio che prima bisogna vedere anche chi esce dalla squadra per capire che cosa ci serve per l'anno prossimo. Per cui è necessario, secondo me, sondare il terreno e non fare troppa pubblicità su quali sono gli obiettivi. A proposito di pubblicità, prima di fermarci, il Cosenza ha già un tassello in più, molto più importante rispetto ad altre stanno sbrogliando le matasse relative alla scelta di direttore sportivo allenatori, il Cosenza questo ce l'ha chiaro da un po' di tempo. Quindi. E allora ci fermiamo per il primo break pubblicitario, non cambiate canale perché al rientro però entreremo nel vivo di quelle che possono essere le potenziali trattative che sia il Cosenza che il Crotone stanno per portare alla corte appunto dei propri direttori sportivi. Vi aspettiamo, non cambiate canale.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci di nuovo a tempi supplementari, dicevamo del Cosenza e di quelli che possono essere insomma le strategie, ma soprattutto anche, perché no, capire gli uomini necessari al progetto di Piero Braglia. Attilio, allora il quadro sui movimenti del Cosenza ad oggi. No, abbiamo accostato anche dai nostri canali due profili per l'attacco che piacciono molto al Cosenza. Uno, non ci sono particolari novità, ed è Gaetano, di proprietà del Napoli, che dovrebbe nella testa del Cosenza occupare l'identikit messo a segno da parte della dirigenza del Cosenza per sostituire al meglio Tutino, classe 2000, talento esplosivo, richiesto da Ascoli, richiesto dalla Juve Stabia. L'entourage del calciatore con il ragazzo non ha ancora preso una decisione, ma il Cosenza è in corsa. Piace anche l'attaccante del Siracusa, che ben si è comportato in questa stagione, Vasquez, è un altro nome che il Cosenza sta seguendo, così come il Cosenza sta seguendo il profilo dell'attaccante che ben si è comportato con l'Olbia, Seter. Quindi c'è la volontà di prendere un attaccante che si è ben comportato, anche più di un attaccante per regalarlo a Piero Braglia. Per quanto riguarda la questione relativa a Embalo, c'è chiaramente ancora da attendere le vicissitudini legate al Palermo, poi ci sarà un contatto tra il Cosenza e il Palermo per gettare le basi e per il ritorno di Carlos Embalo e soprattutto per l'eventuale innesto a centrocampo di Fiordilino. Sono stati accostati al Cosenza anche i nomi di Sampirisi e Rodien, entrambi in scadenza di contratto con il Crotone. Marcus Rodien non rinnoverà, ma in questo momento la priorità del calciatore è quella di valutare prima offerte provenienti dalla Serie A e dall'estero, per poi eventualmente prendere in considerazione proposte dalla B. E con i tempi giusti e grazie anche al supporto della regia, chiudendo il capitolo legato al Cosenza, apriamo quello del Crotone, lo facciamo con il suo direttore sportivo Beppe Orsino. È sempre un piacere ritrovarla, direttore, buonasera. Buonasera a voi, piacere mio. Ecco, direttore, insomma, chiusa una stagione difficile, forse la più difficile degli ultimi anni, direttore, dopo quella salvezza ottenuta col GASP, questa odora anche un po' di quella salvezza? Sì, sono d'accordissimo, eravamo, come si suol dire, nel baratro, però poi la squadra del giorno di ritorno ha fatto una cosa straordinaria insieme all'allenatore, quindi è come se abbiamo vinto un altro campionato. Però secondo me la squadra aveva dei valori, e che quando inizi male con quella storia Serie A, Serie B, i giocatori stessi sono frastornati, Bonatti hanno aiutato i risultati iniziali, quindi abbiamo avuto delle grosse difficoltà, però quello nel giorno di ritorno la squadra ha dimostrato di essere una squadra forte. Ecco, non a caso, direttore, ho fatto questo esempio col Crotone del GASP, proprio perché se ci si guarda un po' indietro si capisce insomma l'imponenza del club pitagorico che lei ha diretto magistralmente negli anni, il GASP che festeggia insomma l'ingresso in Champions League, la finale di Coppa Italia sfumata per un soffio, i Bernardeschi, ovviamente i tanti campioni passati da Crotone. È da lì che ripartirà il Crotone il prossimo anno? Certamente sì, però quest'anno c'è un'ottima intelaiatura, quindi poi il contorno devono essere sempre i giocatori del Crotone, giocatori che hanno fame, che hanno determinate caratteristiche in base a come gioca il mister, e nello stesso tempo devono essere anche giovani, quindi già siamo su determinati giocatori, già abbiamo individuato quale giocatore prendere. Secondo me quest'anno, com'è la situazione, entro il 10-13 luglio come la squadra sarà quasi completata, ecco.
Ecco direttore, come lei ben sa io lascio poi la parte squisitamente legata al mercato ad Attilio e quindi insomma lascio la parola a lui per le sue curiosità al direttore Beppe Ursino. Due da parte mia, direttore. Innanzitutto festeggiamo insieme al direttore il suo personalissimo rinnovo, meritatissimo. Grazie. Più che mai fino al 2021. Due curiosità, direttore, che riguarda una Sampirisi, se ci sono margini per rinnovare, per restare insieme, e quando si sbroglierà la matassa legata a Budimir. Budimir ancora deve finire il campionato loro lì, della Serie B spagnola. Nello stesso tempo poi faranno i playoff, ma penso entro il 15-20 di giugno questo si saprà. Loro hanno il diritto di riscatto, vediamo che cosa faranno, anche se il ragazzo secondo me lo riscatteranno loro perché sta facendo molto bene. Su Sampirisi? Sampirisi è una situazione, noi lo vogliamo confermare. Però dipende da lui, perché lui ha delle richieste di Serie A, come dice lui, e quindi c'è questa difficoltà. Però per noi è un giocatore importante, un giocatore di spogliatoio, e noi vorremmo confermarlo. Ecco direttore, in chiusura le chiedo, insomma approfitto della sua presenza a tempi supplementari per chiedere un giudizio su quello che sta accadendo in Serie B. Ne abbiamo parlato ampiamente nella prima parte della trasmissione, il Palermo recuperato e tirato per i capelli in Serie B, un play-out da disputare con i calciatori richiamati dalle vacanze, un caos totale, e una B che lei conosce come le sue tasche, ma mai come quest'anno sta vivendo davvero un momento drammatico. Hai detto tutto tu, io non mi ricordo mai una cosa del genere. Prima dall'inizio un torneo a 19 squadre, che per me è un'anomalia grandissima, in nessuno stato, in nessuna cosa, c'è un campionato importantissimo di Serie B a 19 squadre. Poi quello che sta succedendo dopo la fine del campionato, che è ancora più grave, è una cosa vergognosa, ma io penso che adesso, io dico che il presidente Gravina deve prendere i provvedimenti su questo campionato, deve essere il campionato di 3-4 anni fa, bellissimo, molto equilibrato, senza sempre sapere con chi giochi, con chi non giochi. Se ci sono tante cose da aggiustare, quindi per me io avevo visto sempre la Serie B un campionato molto ma molto interessante anche a livello, e questo poi anche dal lato tecnico si peggiora, perché quest'anno secondo me specialmente in alto non era un campionato molto qualitativo. Assolutamente, direttore, lei sa quanto io e Attilio, senza voler peccare di presunzione, fungiamo da talismano. Sono convinto, glielo dico al 30 di maggio, che il suo Crotone il prossimo anno reciterà un ruolo importante in questo campionato, con un'esperienza maturata lo scorso anno che vi consentirà di maturare un campionato che vi regali grandi soddisfazioni. Ma sarà un'estate lunga, il direttore lo sa bene. Ora vediamo quello che succederà. L'essenziale, io dico sempre, il Crotone, il primo obiettivo deve essere la salvezza, poi quello che verrà è sempre guadagnato, però anche perché i campionati di Serie B, come ho detto io, sono equilibrati, non sa quello che succederà. Io mi ricordo squadre che alla fine del girone di andata erano primi in classifica e poi sono retrocessi, e quindi dobbiamo stare molto attenti, e poi l'essenziale è divertire il pubblico, perché noi abbiamo un grande allenatore, secondo me quest'anno ci divertiremo. Ce lo auguriamo ovviamente da Calabresi. Grazie al direttore Beppe Ursino. Grazie a voi. Grazie per essere intervenuto a tempi supplementari. Insomma, Tilio, notizie che abbiamo un po' dato anche. Chiudo brevemente il capitolo legato a Sampirisi.
che sarebbe inevitabilmente un profilo gradito anche al Cosenza, ma il direttore sportivo Beppe Orsino ci ha svelato come ci siano diverse società, due in particolare di Serie A, che hanno chiesto informazioni all'entourage di Sampirisi per valutare il suo acquisto a parametro zero. Noi siamo in grado di fornirne una, siamo riusciti a scoprirne e a carpirne una, che sarebbe il neopromosso Lecce. Un club che sta valutando con attenzione la candidatura eventuale di Sampirisi, ma il Crotone ci proverà fino alla fine. Chiudendo su Rodien, io credo che, ripeto ancora una volta, come abbiamo detto qualche secondo fa, la priorità da quanto ci risulta è la Serie A, senza tralasciare anche qualche ipotesi estera che potrebbe materializzarsi da qui ai prossimi giorni. E Paola mi dà la possibilità di aprire la finestra sulla massima serie, che so che ha una curiosità per te, Attilio. Addirittura, sono pronto. Sì, mi fermano per strada e mi chiedono chi sarà il nuovo allenatore della Juve. Vuoi dirglielo tu? Secondo me non ti fermano per strada per la Juve, però diciamo che andiamo oltre. Con tutto il rispetto per le fonti dovute, nessuno ha mai escluso che la Juve ci abbia provato per Pep Guardiola, però Pep Guardiola ha sempre ammesso come non possa lasciare adesso il City. La Juventus nella strettissima cerchia ha analizzato i profili di Klopp, di Pochettino da quanto ci risulta, ma da almeno 10 giorni si è focalizzata su un solo nome, tralasciando altre piste. Il nome è quello di Maurizio Sarri. Ieri sera c'è stato un contatto diretto tra la Juventus e Maurizio Sarri. Tra 2 o 3 giorni è previsto un viaggio dell'agente di Sarri, Fali Ramadani, per trattare un exit strategy con il Chelsea. Il Chelsea oggi chiederebbe un indennizzo da 5,5 milioni di euro per liberare Maurizio Sarri. Maurizio Sarri non direbbe di no alla Juventus. Oggi tutti i segnali portano a Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus il prossimo anno e è assolutamente in pole position rispetto ad altri nomi. Quindi fammi capire, mister Guardia, ieri che Sarri ha festeggiato l'Europa League con gli emissari della Juve sostanzialmente. Penso che sia così. Ieri tra l'altro Andrea Agnelli era a Baku per una riunione dell'ECA, Agnelli a capo dell'ECA, ma c'è stato anche un contatto proprio con i dirigenti del Chelsea sul piatto, sul menù ricchissimo. Non c'era solo Sarri, ma c'era solo Higuain. Qualora Sarri dovesse raggiungere un accordo di massima con la Juventus, che probabilmente già, secondo me, Gonzalo Higuain ritornerebbe alla Juventus e sarebbe uno scenario clamoroso per quanto successo solamente un anno fa con il Milan, poi il Chelsea, poi determinate strade, determinati scenari, soprattutto nel mercato. Come si suol dire, chi fa mercato da più anni di me sostiene che le vie del mercato sono infinite, quindi escludere qualcosa oggi, quando il mercato chiude al 2 settembre, sinceramente mi sembra abbastanza azzardato. Francesca Stancati, a proposito di trainer, di allenatori, fa rumore e anche tanto, insomma, la decisione di Rino Gattuso di abbandonare il Milan e di farlo a quelle condizioni, lasciando sul piatto 2 anni di ingaggio a favore però dei suoi collaboratori. Insomma, da calabrese, insomma, è motivo d'orgoglio rispetto a un calcio che dall'altra parte testimonia grandi difficoltà. Qui invece ci sono uomini che magari testimoniano il contrario. Guarda, in effetti proprio quando ho letto queste dichiarazioni di Gattuso ho dovuto condividerle e ho ricordato quella pubblicità che faceva proprio lo stesso Gattuso un po' di anni fa, sponsorizzando la Calabria, perché noi ci mettiamo il cuore. E io ho scritto proprio un post di Facebook, ho detto sì, Rino ha dimostrato di saperci mettere il cuore anche quando sulla bilancia ci sono milioni di euro. Ecco, lui è così, ma non è riduttivo dire un calabrese, perché calabresi ce ne sono tanti anche che non sono così, ovviamente, però è uno che ci mette davvero il cuore, è uno che in ogni situazione riesce a farti emozionare, anche quando lo senti che parla, fa queste conferenze stampa, non sono le solite frasi di circostanza, cioè lui davvero dice quello che pensa. E secondo me in questa situazione ha fatto quello che pensava, cioè ha rinunciato a favore di altri, e questo è un attestato di stima che deve essere lungo per
per tutta l'Italia. Assolutamente. Attilio, però terremoto in casa Milan, no? Dimissioni di Leonardo, posizione in bilico anche per Paolo Maldini. Cosa accade con il fondo Elliott che ovviamente la fa da padrone in questo momento in casa rossonera? Apro una piccola parentesi su Gattuso. In un calcio senza valori Rino Gattuso ha dimostrato di essere un gigante e merita di essere rispettato per la scelta che ha portato avanti. Altra parentesi sul futuro di Gattuso, l'ipotesi estera in questo momento è quella più probabile con il Monaco che lo sta seguendo da diverse settimane, anche perché Rino Gattuso da un po' di tempo si è avvalso storicamente dell'amicizia di Jorge Mendes e sappiamo quanto Jorge Mendes incida nelle strategie di mercato, però il Milan in questo momento, Gazidis ha offerto pubblicamente anche il ruolo di direttore tecnico, di responsabile dell'area tecnica a Paolo Maldini, filtra ottimismo in questo senso. Per la panchina, per il dopo Gattuso è testa a testa tra Simone Inzaghi e Marco Giampaolo, più defilato il nome di Rudi Garcia. Perché più oggi Marco Giampaolo rispetto a Simone Inzaghi? Simone Inzaghi ha avuto 2 incontri con il presidente Claudio Lotito che gli ha offerto il prolungamento del contratto, ma non è molto convinto proprio per le tante pressioni che ha avuto in quest'annata, dove nonostante tutto è riuscito a portare a casa una Coppa Italia pesantissima, ma non è così scontato che il presidente Claudio Lotito lo liberi così facilmente. Giampaolo convince per l'identikit che ha, per come fa giocare bene le sue squadre, il fondo Elliott che vorrebbe gettare le basi per un progetto a lunga gettata, e non sarebbe un problema liberarsi dalla Sampdoria. Non si sono ancora incontrati, ma oggi l'addio pare scontato con la Sampdoria, che aveva pensato anche a Gennaro Gattuso, ma Gennaro Gattuso oggi prenderebbe, secondo le informazioni in nostro possesso, solamente in esame le possibili proposte che potrebbero materializzarsi dalla Fiorentina, qualora Rocco Commisso dovrebbe poi portare alla fine il suo progetto di prendere la Fiorentina, e la Roma è uno dei nomi in corsa per la Roma per la Roma appunto del futuro. Quindi in questo momento il Milan ha abbastanza le idee chiare per il futuro, con Maldini direttore tecnico e con Giampaolo oggi in leggero vantaggio su Simone Inzaghi, ma il borsino si aggiorna di minuto in minuto. Chiudiamo l'approfondimento e la finestra legata alla Serie A, perché sono anche tanti i tifosi in Calabria e Sicilia che ovviamente seguono le grandi della massima serie. L'Inter, che è vicinissima insomma ad essere affidata ad Antonio Conte, ormai lo sanno anche le pietre, ma qual è il progetto futuro dei nerazzurri? No, lo sanno anche le pietre assolutamente, dicevi bene, l'Inter investirà molto su Antonio Conte, un triennale da 12 milioni di euro fa capire come la strategia del gruppo Suning, finalmente senza i paletti dell'UEFA, possa entrare finalmente nel vivo. Triennale da 12 milioni a Conte, l'Inter che oggi ha ufficializzato l'addio da Luciano Spalletti, il primo colpo sarà Diego Godin, ma ormai non ci sono più dubbi nemmeno su questo, firmerà un triennale nonostante il calciatore poi non si sia soffermato molto su questa ipotesi. Il secondo, ci siamo spinti anche dalle colonne di calciomercatoreport.it sul nome di Nicolo Barella. Il Cagliari e l'Inter hanno trovato un'intesa su una base fissa da 30-32 milioni di euro più 1/2 contropartite, che nell'affare potrebbe entrarci anche l'estremo difensore che ha fatto benissimo quest'anno al Genoa, Radu. Il terzo, molto vicino anche di Dzeko, che considera concluso il suo rapporto alla Roma ed è un profilo che Antonio Conte ha sempre voluto con sé anche al Chelsea. Ma c'è un altro caos, un'altra questione molto calda per i tifosi dell'Inter, che riguarda chiaramente sempre Mauro Icardi. Oggi nessun club ha soddisfatto l'Inter, c'è la Juventus, ma la distanza tra domande e offerte è talmente ampia che oggi non possiamo considerarla nemmeno come trattativa in atto. Ma abbiamo anche detto che evidentemente se dovesse arrivare Sarri sarebbe Higuain il prescelto. Anche se Icardi piace molto a Sarri, l'avrebbe voluto a Napoli. Anche questo poi è uno scenario da tenere in considerazione fino alla fine. Dybala, vabbè, ne parleremo da qui alla prossima settimana. Assolutamente. Francesca, però parlavamo di Serie A, ma a tuo avviso è pronta la città di Cosenza a eventualmente disputare un campionato di livello per approdare alla massima categoria, che sarebbe davvero l'apoteosi per la città Abruzia? La città sicuramente sì. La città è pronta e si è visto anche nelle ultime partite, abbiamo visto un pubblico caldissimo e il fatto che i giocatori rimangano affezionati così alla città e al suo pubblico dimostra che qua stanno bene. Dobbiamo vedere se
diciamo, il peso di Cosenza, della tradizione che c'è qui a Cosenza, possa poi resistere in Serie A. Però se c'è riuscita Crotone, perché non dovrebbe riuscirci Cosenza? Però arrivarci, mister Guardia, e per arrivarci bisognerà fare un campionato davvero straordinario, come è stato straordinario quello che ha portato il Cosenza in Serie B. Si parte però da un progetto tecnico ben delineato, si parte dalla figura di Piero Braia, da lì evidentemente il mister chiederà delle garanzie tecniche in grado di poter far disputare ai Lupi un campionato di vertice, un campionato che faccia divertire il popolo rossoblu e che aiuti ad aumentare l'entusiasmo a cui faceva riferimento prima la Stancati. Allora, non c'è dubbio che c'è una grossa base su cui già il Cosenza può ripartire. E il pubblico, la società che adesso si è ambientata al campionato di Serie B, e un allenatore che sa gestire la piazza di Cosenza, sa quando accendere il fuoco e quando buttare acqua sul fuoco, però bisogna ragionare anche da aziendalista, perché è inutile alzare l'asticella e spendere soldi se poi non si ha la forza economica di continuare. A questo punto io dico meglio tenere la categoria, che si è fatto tanti sacrifici per arrivarci, magari come dicevamo prima, come fa il Cittadella, programmare anno per anno fin quando sarà il momento giusto, ci sarà la forza economica giusta per affrontarlo, perché un conto è ragionare da tifoso, un conto poi ragionare con il budget che ha la società. Il Cosenza, come dicevamo prima, ha i suoi tempi e ha il suo budget. Sicuramente il budget che il presidente Guarascio metterà anche in questa stagione servirà per far divertire il popolo rossoblu, però è chiaro che, Attilio, dal punto di vista motivazionale il pubblico ha dato tanto in questa stagione, però adesso aspetta un qualcosa in più rispetto a quello che ha ottenuto quest'anno. È un po' come il cane che si morde la coda, no? Il pubblico ha bisogno di nuovi stimoli, la dirigenza, il presidente deve essere bravo a cogliere questi segnali. No, a cogliere l'entusiasmo, ma come giustamente diceva il mister, sono d'accordo, la base su cui il Cosenza quest'anno ripartirà è una base assolutamente solida, un gruppo di tifosi straordinari che ha dimostrato ampiamente, almeno i tifosi, di essere da Serie A in casa ma soprattutto in trasferta, e sappiamo quanto in questo momento sia complicato spingere i propri beniamini anche in trasferta, ovviamente per i motivi economici che tutti conosciamo. Però il Cosenza vorrà certamente alzare l'asticella, ne abbiamo ampiamente parlato, il budget verrà quantomeno raddoppiato, ma bisogna guardare in faccia la realtà. In una categoria dove falliscono ogni anno un club, dove non si pagano stipendi, dove spariscono grandi piazze, il Cosenza non ha nessun tipo di dipendenza con nessuno. Il Cosenza ha mantenuto fede sempre ai suoi obiettivi, nonostante in questi giorni stia imperversando la querela dello stadio, che poi ha fatto tanto rumore per nulla, visto che è stata già trovata un'intesa tra il comune e la società, proprio per quieto vivere, ma soprattutto per la stima reciproca che c'è per entrambe le parti, da entrambe le parti. Ma ripeto, il budget sarà ben più alto, ma sempre mantenendo i cosiddetti piedi per terra. Bene, io direi che possiamo fermarci anche per il secondo break pubblicitario. Paola, però invitiamo i nostri telespettatori a non cambiare canale. Sì, rimanete con noi, ci vediamo tra poco. Pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, si continuava a discutere anche su come impostare, a microfoni spenti, come impostare le due formazioni calabresi per lottare per obiettivi più importanti. Ovviamente ci sono opinioni diverse, ma ci sono anche strategie diverse. Francesca, insomma, non sempre la forza di denaro è efficace, spesso invece la forza delle idee può essere il valore aggiunto. La forza delle idee, la forza del gruppo. Già a Cosenza c'è un bel gruppo, una squadra che mi sembra abbastanza solida.
Ecco, bisogna puntellarla, bisogna fare gli innesti lì dove servono, non c'è bisogno, dicevo prima, di spendere 400-500 mila euro di stipendio ad un giocatore, ma basta prendere qualche giovane o anche qualche vecchietto, no? Di quelli che in categoria ci sanno stare, per poter pensare di stare nelle prime posizioni. Poi tutto è da vedere, perché l'abbiamo detto, no? I playoff sono un terno all'otto, vediamo con il Cittadella. Ma nella scala, insomma, come dire, di un miglioramento, già disputare i playoff renderebbe il tifoso rossoblù già soddisfatto del risultato ottenuto, poi indipendentemente da come possano andare, però credo che la strategia attuale del club e l'obiettivo sia appunto quello di posizionarsi tra le prime 8. Sicuramente. In effetti quest'anno, se non avessimo perso qualche punto per forse un po' di inesperienza, anche per un po' di sfortuna, diciamo così, o per non averci creduto abbastanza, o perché l'obiettivo era un altro, o anche perché l'obiettivo era un altro, saremmo stati lì a ridosso, anzi proprio nei playoff. È stato un peccato, però probabilmente ci saremmo anche un po' forse bruciati, quindi vediamo magari l'anno prossimo di esserci con più consapevolezza. Assolutamente, chiudiamo il capitolo legato alla Serie B, apriamo quello della C perché c'è un playoff entusiasmante. Mister Guardia, ieri abbiamo assistito ad un Trapani-Catania che ha acceso davvero la passione non solo dei tifosi etnei e quelli trapanesi, ma anche del singolo appassionato di calcio. Abbiamo visto un Trapani giocare un calcio eccezionale per i primi 60 minuti con un fraseggio incredibile, un tiki-taka in Serie C difficile da vedere, con degli affondi importanti, con uomini di grande livello come Corapi, insomma Nzola stesso, che per la categoria sono davvero un lusso. Poi però è salito in cattedra mister un Ciccio Lodi straordinario, che ha fatto un gol che rimarrà negli annali, una punizione da centrocampo mai vista. Lì è il giocatore di quei livelli che rompe l'equilibrio di una partita, anche se ieri abbiamo assistito a una bellissima partita. Penso negli ultimi 20 anni una partita così non si è mai vista in Serie C, livelli altissimi, ma anche a livello singolarmente, a livello di giocatori, sia le squadre che i giocatori non hanno niente a che vedere con questa categoria. Cioè uno delle due che sale, chi rimane è un peccato, perché hanno dimostrato veramente di essere, senza parlare dei tifosi, perché io sono dell'idea che qualsiasi squadra del sud va in un campionato maggiore, riesce a portare un quantitativo di persone impressionante rispetto alle altre del centro-nord. Attilio, delusione però, soprattutto nei primi 60 minuti da parte del Catania, che era in balia dell'avversario, non riusciva a reagire, il Trapani li aggrediva alti. È un Trapani che può fare la voce grossa al provinciale al ritorno? No, può fare la voce grossa assolutamente e la farà. Secondo me, anche per come sono stati preparati questi playoff, è stato azzerato tutto, i discorsi societari, la crisi che poi speriamo non si scatenerà anche per quest'altra grande piazza che ha fatto benissimo negli ultimi anni, ma il Trapani in campo ha dimostrato di poter reggere l'urto contro una corazzata incredibile come il Catania. Il Catania non ha certamente un gran ritmo, ma dei calciatori in grado di poter sopperire alle difficoltà fisiche. Il Trapani se la giocherà con i suoi mezzi, con la determinazione, mentre il Catania ci metterà la classe. Vedremo chi alla fine la spunterà. Nelle altre gare invece, per andare un po' ad analizzare in maniera generale i playoff, aggrappata ancora una volta al match la Feralpisalò, che riesce insomma in extremis a pareggiare, ma poi ha rischiato anche di vincerla la partita con una buona prestazione ancora di squadra. Ne sa qualcosa purtroppo il Catanzaro, e al ritorno la Triestina ha sicuramente il vantaggio di giocare per due risultati. Anche qui però c'è da fare tanta attenzione, perché la Feralpi ha dimostrato in trasferta di essere davvero temibile. Il Piacenza invece con convinzione vince, non era facile, in casa del Limolese 2-0 secco, che diciamo porta gli emiliani
alla semifinale, che poi vorrebbe dire vincerla, vorrebbe dire Serie B. Il Piacenza sembrava essere ad un certo punto in debito d'ossigeno, soprattutto nella scorsa gara, ma in realtà così non è stato. Ieri lo ha dimostrato, sta bene fisicamente il Piacenza e secondo me potrà dire la sua fino alla fine verso il sogno Serie B. La Feral Pissalò è una squadra da non sottovalutare mai per i tanti giocatori importanti, esperti che ha a disposizione, ma soprattutto per la capacità di gestire determinati momenti. Sarà una lotta aperta fino alla fine. Sarà una lotta aperta fino alla fine, però insomma i playoff davvero sono difficilissimi. Francesca, ne accennavi prima tu sul Cosenza, in effetti in questo momento non c'è una quinta che è arrivata quasi fino in fondo. Quest'anno i pronostici, al di là dell'Imolese e al di là della Feralpi, che comunque era quarta in classifica, sono stati rispettati. Squadre come Trapani, Triestina, lo stesso Pisa, che ha fatto davvero una prestazione straordinaria, anche lì però ha rischiato di perdere ad Arezzo, poi è uscita fuori la grande qualità del gruppo, ha portato a casa una vittoria pesantissima per i toscani. Quindi questo testimonia come quello che è accaduto lo scorso anno accade davvero di rado. Sì, è vero, ma i playoff, l'abbiamo detto, sono un campionato a parte. Intanto bisogna vedere come ci si arriva. L'anno scorso il Cosenza ci è arrivato in una condizione psicofisica pazzesca, eravamo forti fisicamente, forti mentalmente, e quindi una squadra, anche se ha un livello tecnico, tattico diciamo inferiore alle altre, arrivando in quelle condizioni può sicuramente sperare di arrivare fino in fondo, ma con molta tranquillità. La motivazione poi ti spinge sulle ali delle vittorie, vittoria su vittoria riesci comunque a maturare qualcosa di importante. Carrellata sulle calabresi. Attilio, partiamo con la grafica con l'aiuto di Enzo Leonetti in regia. Sul Catanzaro, primo nodo da sciogliere è quello del portiere Furlan, che risulta essere più fuori che dentro alla porta giallorossa. Qual è, dopo l'eliminazione cocente, intanto l'umore del presidente Noto, e quali sono ovviamente gli obiettivi, che evidentemente rimangono quelli di cercare questa volta di centrare la promozione direttamente in Serie B? Sì, sarà un campionato molto complicato per la presenza di diverse società che si attrezzeranno. Ripartenza, abbiamo titolato i nodi da sciogliere su Furlan. Ieri si è scatenata una tempesta senza motivo. Furlan ha semplicemente postato una stories di Instagram dove salutava alcuni amici prima di partire per la vacanza. Poi lo stesso estremo difensore ha puntualizzato come non sia un messaggio d'addio alla vita, ma solamente un messaggio d'addio a determinati amici prima poi effettivamente di iniziare la nuova stagione. Sono in corso delle valutazioni rispetto anche alla scelta del presidente Floriano Noto di continuare o meno, ma questa scelta è legata semplicemente alla squalifica, secondo me troppo pesante, messa in atto per il presidente Noto, che purtroppo ha visto vanificarsi davanti un anno di sacrifici importante, tormentato, quindi anche comprensibile sotto questo punto di vista. Quindi ci sono semplicemente delle valutazioni da sciogliere, se andare avanti o meno con Auteri, per poi dedicarsi alla campagna acquisti per la prossima stagione. Ma il Catanzaro parte già anche le Aquile da una base molto forte. Base forte per le Aquile, mister Guardia. Certo non sarà facile, come diceva Attilio, ricaricare le pile in così breve tempo, però insomma la piazza giallorossa ha fame di grande calcio, e per arrivare in Serie B il prossimo anno bisognerà attrezzarsi, e non poco, vista la grande concorrenza del prossimo anno. Certamente, l'anno prossimo si prevede una B2 più che una Lega Pro, quindi gli sforzi dovranno essere maggiori, dovranno essere brave le società a trovare giocatori adatti al sistema che adotteranno. E sarà duro perché, come diceva prima Francesca, i playoff sono è un altro campionato, quindi non è facile. O riesci ad andare direttamente andando prima in classifica, oppure devi arrivare nelle giuste condizioni fisiche e mentali per poterle affrontare. Quest'anno sono andati in difficoltà Catanzaro, Regina,
tante altre perché sono state costrette ad inseguire per raggiungere l'obiettivo, quindi quando sono arrivate all'obiettivo raggiunto erano stremate, cose che invece non ha fatto il Potenza, non ha fatto la squadra di Brunello Trocini, che è arrivata prima e invece sono andato più avanti. Non sono andate più avanti. Hai fatto riferimento, mister, prima alla Regina. Tilio, insomma, accordo vicino, lo avevamo detto già a più riprese con Mimmo Toscano, però insomma pare che qualcosa ancora come dire, fermi questa ufficialità. C'è evidentemente qualcosa da limare o da sistemare, però appare chiaro che la concorrenza di Bisoli, di Cosmi, che insomma sono stati accostati alla Regina, sono stati sbaragliati dal tecnico reggino. No, ci sono delle formalità da dover adempiere, come Mimmo Toscano è ancora sotto contratto con la Feralpisalò. Prima tecnicamente deve liberarsi dalla Feralpisalò per poi firmare per un altro club, ma l'accordo è stato già raggiunto formalmente su una base di un annuale con opzione per la seconda stagione. Abbiamo titolato per la Regina all'ora delle scelte importanti, convinte, anche se a più riprese anche il direttore sportivo Massimo Taibi ha detto come ci sia grande serenità nella costruzione per la rosa, anche perché la Regina farà la voce grossa sul mercato. Bertoncini per la difesa è un nome che intriga particolarmente. Allora, Regina... Diamo un po' di caratteristiche del calciatore, da dove proviene e qual è il suo percorso. No, la Regina cercherà il meglio sul mercato e Bertoncini senza dubbio in questo momento, soprattutto per il palcoscenico della Serie C, rappresenta il meglio per la grande stagione che ha fatto a Piacenza quest'anno, ma credo sia difficilmente prendibile perché sul calciatore, secondo quanto mi è arrivato proprio in questi minuti, ci sono Ascoli e Salernitana. Poi a maggior ragione se il Piacenza dovesse essere promosso cercherà quantomeno di trattenerlo, ma è una pista molto molto complicata, così come dopo la parentesi di questa stagione Confente non tornerà alla Regina, meno di clamorosi colpi di scena, alla proposta della Virtus Francavilla che sta analizzando per la prossima stagione, ma si cercherà prima eventualmente un'opportunità in Serie B per far proseguire il processo di crescita del promettente estremo difensore. Però con l'ipotesi Bertoncini viene accreditata quella, insomma, che è la strategia della società di Taibi e del direttore Gianni insieme al presidente Luca Gallo, quella Francesca, di prendere il meglio della categoria per cercare di centrare l'obiettivo Serie B in maniera diretta. Immediatamente, sì, la Regina sembra scatenata un po' sul mercato, allora la ricerca non solo di giocatori ma anche di un organico di staff importante. Speriamo possa ritornare ai fasti di un tempo, perché anche quella piazza lo merita molto. Noi abbiamo le nostre principali piazze calabresi che sono davvero meritevoli di palcoscenici importanti, per cui il mio augurio alla Regina è di salire direttamente in Serie B. Sarà difficile, dicevamo, mister Guardia, perché insomma il Bari, ci sarà il Foggia che insomma è retrocesso. Certo, la Regina parte, diciamo, avvantaggiata perché non dovrà far tutto da zero, avrà comunque un parco giocatori importanti, ha una società alle spalle, sicuramente riparte da un pubblico come quello di Regina Monopoli di 15.000 spettatori. Quello è un dato incontrovertibile che aiuterà a far crescere l'entusiasmo, qualora però arrivassero i calciatori giusti, arrivasse insomma subito un inizio scoppiettante, allora davvero il 12° uomo in campo sarà decisivo. Però i passaggi chiave sono sicuramente quelli di un mercato notevole sotto il profilo non tanto dei nomi ma della consistenza dei calciatori che vai a prendere, che poi ti serviranno per un grande numero di abbonamenti. Sì, d'accordissimo con quello che hai detto tu, però la parola che ricorre sempre nel calcio è sempre la stessa: programmazione. Quindi la Regina quest'anno ha la possibilità di programmare già da adesso, dall'inizio. Sicuramente assisteremo a un altro campionato e non a 2 campionati, se non
3 nello stesso campionato, con l'esonero che c'è stato, con Drago poi il ritorno dell'altro allenatore che un pochettino ha scompigliato tutto l'ambiente, perché sono stati presi giocatori di valore sicuramente, però non essendoci programmazione, non messi in un contesto di gioco magari che non era il loro, e lo stesso allenatore ha trovato difficoltà al campionato già in corso. Si è fatto, come dicevo prima, questo tentativo di rincorsa, si sono raggiunti in extremis i playoff, però alla fine dopo il primo turno è uscita fuori. Altra formazione, Attilio, che è in cerca di allenatore, evidentemente questo è il periodo degli allenatori, no? Sì. E il valzer è partito da qualche settimana e si sta concretizzando sempre di più. È la Vibonese del padron Caffo, che ovviamente insieme al direttore generale Danilo Beccaria e il direttore sportivo Simone Lo Schiavo, stanno cercando un profilo, come insomma recita anche la grafica che abbiamo preparato, valutazioni sul nuovo tecnico. Piacciono molto i profili di Modica, che pare però avvantaggiato su Ciccio Modesto. No, Modesto tenderei a escluderlo oggi. Modesto è la prima scelta del Cesena, tra l'altro in ballottaggio con un altro tecnico che ha ben fatto quest'anno in Calabria, Roberto Cevoli, ma Modesto è la prima scelta del Cesena. Modesto a cui è stato chiesto informazioni sul Monopoli, ma tenderei anche a escludere l'ipotesi Monopoli per Modesto secondo le informazioni in mio possesso. Modica è il profilo che piace moltissimo, quindi attenzionerei questo identikit. Modesto oggi defilato per la Vibonese, ma da qui all'inizio della prossima settimana la Vibonese annuncerà il suo prossimo tecnico, ma le idee sono molto chiare, si cercherà un profilo leggermente diverso rispetto all'attuale, a quella che è stata il percorso della Vibonese in questo campionato. Si cercherà calcio giocato, un po' più diverso rispetto al passato, sì. Senza nulla togliere al tecnico Nevi Orlandi, però evidentemente se vai a ricercare un modulo diverso, mister Guardia, vai alla ricerca di un modulo che possa trovare i risultati, ma attraverso un po' di gioco che faccia insomma da traino anche al pubblico. Sì, sicuramente, anche se la Vibonese ha raggiunto il suo obiettivo, era quello della salvezza, l'ha raggiunto, anche se secondo me con l'organico che aveva poteva tranquillamente riuscire ad entrare nei playoff, però l'obiettivo era quello, mantenere la categoria, è già stato un grosso successo. Anche perché insomma per larghi tratti del campionato la Vibonese è stata dentro i playoff, quindi un campionato di grandissimo nel finale, livello però. Da parte insomma degli uomini di patron Caffo. E poi è rimasta il rende di mister Raffaele Guardia, insomma un rende che ha dato grandi soddisfazioni entrando per il secondo anno consecutivo nei playoff, dando insomma un risultato notevole anche in termini di valorizzazione di calciatori. Vediamo la grafica che ha preparato appunto in regia Enzo Leonetti, il rende Attilio che ha anche qui la necessità di individuare un tecnico giovane, quello è sempre il solito profilo della società di Rende, con l'area tecnica affidata con pieni poteri a questo punto a Franco Gagliardi. Sì, sembra essere quella poi la strada maestra da dover seguire, da dover percorrere, anche perché Franco Gagliardi a più riprese, come ci ha sempre detto anche il presidente Coscarella ai nostri microfoni, ha avuto un ruolo importante nella scelta dei calciatori. Per quanto concerne invece il profilo dell'allenatore, è un profilo giovane, un profilo in linea con le aspettative della società, già individuato. Un nome attenzionato è quello legato e tenderei a escludere anche i profili di Pancaro e Zanin. Beh, vedremo poi chi sceglierà, non è Raffaele Guardia. Il nome è De Sanso comunque. Non è evidentemente Raffaele Guardia, che ha fatto benissimo nel settore giovanile. So che a proposito Paola ha una curiosità per te, mister. Sì, dopo anni di gavetta è arrivata questa opportunità con il Rende. Quali sono le tue sensazioni per questa stagione?
No, io sono felicissimo di questa stagione, ringrazio ancora una volta il Presidente che mi ha dato questa possibilità, il Direttore Ciardullo, e ringrazio Modesto per tutti gli insegnamenti che mi ha dato, Alessandro Greco con il quale ho collaborato, e Pasquale Gervasi che è un ragazzo che collabora pure con noi, quindi cioè, non posso che ringraziarli. E dopo i risultati ottenuti, conferma dietro l'angolo, mister Guardia, dai. Questo sarà il Presidente a decidere. Siamo certi, conoscendolo, insomma, che non si farà sfuggire la professionalità di mister Guardia. Invece, Francesca, a te chiedo nel finale che momento vive lo sport nella provincia di Cosenza? Ma è un momento vivissimo, molto bello, abbiamo dei risultati in tantissimi sport, ma risultati importanti. Diciamo che ormai sembra quasi noioso dirlo, ma abbiamo Giovanni Tocci che vince medaglie d'oro su medaglie d'oro, però al di là di lui e della sua conferma c'è anche Laura Bilotta che vince la medaglia d'oro ai campionati italiani. Abbiamo lo squash che a Cosenza è una realtà importante, Cristina Tartarone, abbiamo Sganga, Bisignano che vincono campionati europei assoluti, ma poi anche piccole realtà, per esempio le bocce Città di Rende vanno in Serie A, cioè non abbiamo solo calcio, abbiamo la danza sportiva che ha tantissimi campioni che dominano nel panorama italiano e internazionale, quindi è un momento molto, molto positivo. Strappo la promessa di una tua presenza nella versione estiva, dove parleremo di strutture sportive però. Parleremo di strutture sportive e anche di calcio femminile. E anche di calcio femminile che ovviamente è il tuo piatto forte, sì, con risultati straordinari al Centro Federale che ti vede insomma protagonista di una stagione davvero notevole, importante anche sotto il profilo mediatico. Considerando che è stato il primo anno è stato un grande successo, il secondo anno sarà ancora meglio. E ovviamente dopo passerò da te per i saluti. Attilio, siamo in conclusione. Lanciamo insomma la versione estiva dei tempi supplementari. Sì, avremo modo anche di presentare diversi progetti, diverse rubriche, quindi rimanete sempre su Teleuropa Network. Buonanotte. E allora appuntamento dunque a martedì, mercoledì con Attilio che insomma lancerà il mercato, poi il giovedì ci sarà un appuntamento ridotto di un'ora rispetto al solito, però insomma servirà per il riepilogo generale di quello che sarà di quelle che saranno le trattative settimanali. Paola, è stato davvero un piacere averti con noi e insomma ti ritroveremo nei prossimi appuntamenti. Il piacere è stato mio essere qui a tempi supplementari con voi. Sono stata accolta benissimo e spero di ritrovarci presto insieme. Assolutamente, grazie a te Paola, grazie a mister Raffaele Guardia. Grazie a voi per la professionalità e per gli inviti che mi sono stati fatti in questa stagione. Faccio i complimenti a Francesca per la sua preparazione. Stasera non è stato facile rispondere alle domande dopo di lei. E grazie a Francesca Stancati, delegato provinciale del CONI. Grazie a voi e soprattutto per la professionalità di questa trasmissione. È davvero importante avere trasmissioni così. Grazie per le belle parole, grazie per la stima. Appuntamento allora a martedì con Attilio, martedì e mercoledì, giovedì con me per il riepilogo sul calcio mercato e sull'approfondimento che in genere noi facciamo con il mercato. Rimanete però sintonizzati con la programmazione di Teleuropa Network. A volte sono peggio di una iena. Se torna a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti. Ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei
l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ho lavorato sodo dai 18 anni ancora, mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione, ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione, inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è, delle parole le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera, chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti, tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti, porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei,